Si è travestito anche oggi? Mi faccia vedere. Sua moglie lo sa? No, E non sospetta nulla? no, Le piacciono altre cose, diciamo, strane? non direi. E infatti, a me sembra un uomo normalissimo. Pensavano fossero i reni, ma non è quello. No, può essere un disturbo psicopatologico invece. Una devianza, feticismo. Dottore, ho letto che oggi la, la medicina offre molte possibilità. In teoria sì, certo. Ma ci vuole tanto tempo. Mesi e mesi di esami. Un'anamnesi seria. E poi si fa anche un test di vita reale. Un test? Esatto. Su come manifesta la propria personalità nella vita quotidiana. Dovrebbe vivere come una donna, ma per tutto il tempo. E poi una serie di esami approfonditi per capire se il soggetto è davvero transessuale e se la sua psiche non si identifica con il suo corpo. Dobbiamo escludere altre malattie. La schizofrenia, ad esempio. E solo dopo tutto questo si può iniziare la terapia ormonale. Ma le dico subito che tutte le spese sono a carico del paziente. Ho già avuto pazienti come lei. Travestirsi di tanto in tanto non è una tragedia. Potreste anche divertirvi lei e sua moglie. Faccia un tentativo.